su come dovrà funzionare il contributo d'accesso, il Comune apre una consultazione online, intanto si accendono le polemiche sulla gestione delle affittanze turistiche a Venezia. La tutela della residenzialità e le politiche della casa devono diventare una priorità dell'agenda politica veneziana. La consulta civica traccia un bilancio dell'attività svolta nel 2022. Niente aumenti di tariffe nel 2023 sui parcheggi gestiti dal Porto di Venezia. Una rappresentanza di abbonati è stata ricevuta dal presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio. Controlli dei NAS in ospedali e case di riposo, 13 strutture passate a setaccio da parte dei carabinieri in provincia di Venezia, ma anche Treviso e Belluno. La situazione critica dei medici di famiglia, tra le varie problematiche c'è anche il caro bollette, intanto la Puglia dichiara lo stato di agitazione. L'isola del Vetro ha perso un pezzo della sua storia, è morto all'età di 70 anni il maestro Reno Bardella, detto Moreno, è stato il primo maestro a lavorare in piedi e non seduto al banco. Sta per uscire una commedia romantica natalizia ambientata a Chioggia, Venezia, la protagonista cerca l'amore girando tra un ponte e l'altro, lo troverà? Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di questa sera, ma apriamo con il sondaggio che vogliamo proporvi oggi, che riguarda i pagamenti con carte. Solo sopra i 60 euro, siete d'accordo? Se lo siete, componetelo 0422162691. Se invece non lo siete, quindi dovete comporre lo 0422162690. La chiamata è gratuita e l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring a partire dalle 21:15. Ed ora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dare suggerimenti o fare osservazioni su come dovrà funzionare il contributo d'accesso. Il Comune apre da domani una consultazione online. Intanto si accendono le polemiche sulla gestione delle affittanze turistiche a Venezia. Ho appena dato mandato ai dirigenti di attivare la piattaforma che abbiamo organizzato per ascoltare i cittadini veneziani rispetto al contributo d'accesso e alle regole che in qualche modo stiamo discutendo. Dalle 12 di martedì 6 dicembre fino a sabato 7 gennaio sul sito del Comune di Venezia sarà aperta una piattaforma pubblica per accogliere osservazioni e suggerimenti dei cittadini sul contributo d'accesso. Vogliamo che ci sia grande partecipazione e sono ottimista che le cose si possano fare se le facciamo in più persone possibili, quelle che hanno coraggio e hanno voglia di fare le cose. Il contributo d'accesso è solo uno dei fronti aperti in città. Venezia è infatti anche l'unico comune italiano a cui il Parlamento ha concesso di gestire autonomamente la regolamentazione degli affitti turistici, compresa la facoltà di limitarli quando superano i 120 giorni l'anno. Oltre i 120 giorni, se tu vuoi fare l'affitto turistico per tutto l'anno, il comune ti darà assolutamente la possibilità di farlo, ma dovrai iscriverti a un regolamento del comune, per cui spiegare al turista cosa vuol dire vivere a Venezia, dove si devono mettere i sacchetti della spazzatura, che quando si cammina per le calli si deve stare a destra, che non ci si può tuffare sui canali. Troppo poco, secondo ATA, Alta Tensione Abitativa, l'associazione nata attorno al regista Andrea Segre, che ha trovato nell'ex deputato Nicola Pellicani uno sbocco parlamentare. Il sindaco Brugnaro aveva detto che il movimento civico di Alta Tensione Abitativa aveva preso le sue idee. Oggi invece vediamo che no, che si riduce tutto a una questione di bon ton, di educazione e non di gestione reale dei flussi turistici. Giovanni Leone è membro di Alta Tensione Abitativa e presidente di Dove, associazione di Dorsoduro, che sta raccogliendo firme contro il contributo d'accesso. Così come è stato presentato, perché è iniquo, ingestibile e non serve a contenere i flussi, che è la vera emergenza da affrontare per sopravvivere. La tutela della residenzialità e le politiche della casa devono diventare una priorità dell'agenda politica veneziana. La consulta civica traccia un bilancio dell'attività svolta nel 2022.
Nel 2022 siamo riusciti ad aiutare 22 famiglie che necessitavano di aiuto estremo sull'alloggio e sulla residenza. Sono 22 le famiglie in difficoltà per morosità incolpevole o per manutenzione degli alloggi di edilizia pubblica aiutate durante l'anno dalla Consulta Civica Veneziana. I bandi per gli appartamenti non riescono ancora a sopperire alle richieste dei cittadini. Gli alloggi sfitti in Comune di Venezia rimangono oltre 2000. Tutte le amministrazioni passate e presenti sono, lo dico, colpevoli di non aver mai dato un chiaro programma a riguardo e il risultato è che la città si sta spopolando in maniera sempre più grave. Secondo la consulta non è ancora troppo tardi per salvare Venezia dallo spopolamento, a patto che si mettano in campo serie politiche abitative, anche attraverso un tavolo con tutte le parti in causa. C'è un calo demografico troppo alto, ci sono 1000 residenti veri che vanno via dal comune, che vanno via dalla città ed è giusto che l'amministrazione comunale si faccia capo di questa iniziativa ed è giusto che le associazioni siano partecipi di questo cambiamento se si vuole superare questa impasse. Una città è fatta di persone, quindi investire nella residenzialità, che non è solo un valore ma è anche una risorsa forte per un comune, è una cosa principale. Noi vogliamo che sul tavolo politico il centro del pensiero politico sia mirato al cittadino. Niente aumenti di tariffe nel 2023 per gli abbonati ai parcheggi gestiti dal Porto di Venezia. Una rappresentanza è stata oggi ricevuta dal presidente dell'autorità portuale Fulviolino Di Blasio. Siamo soddisfatti soprattutto per la circostanza che non ci sarà nessun aumento nel 2023. Era preoccupato da questo aumento? Direi proprio di sì, in maniera un tasso del 33% su una quota che già era alta di suo, comunque hanno accettato tutte le nostre richieste. Speriamo in futuro di avere una comunicazione migliore, maggiore trasparenza sulle iniziative del porto su questa città. E speriamo che sia un inizio positivo per tutto questo. È circa mezzogiorno quando una rappresentanza degli abbonati dei parcheggi di APV Investimenti a Santa Marta, San Basilio e Piazzale Roma lascia l'incontro con il presidente dell'autorità portuale Fulviolino Di Blasio. Nei giorni scorsi gli abbonati avevano ricevuto una mail in cui gli si comunicava un aumento di circa 500 euro l'anno. L'incontro è stato proficuo, anzi ringraziamo il presidente Di Blasio che ci ha accolti una delegazione di circa 20 persone. Ci ha comunicato che non ci sarà nessun tipo di aumento per l'anno 2023, ad eccezione di una piccola somma relativa alla rivalutazione, quindi all'indice Istat. L'aumento è stato sospeso al fine di dar corso a una riflessione più ampia relativa al piano parcheggi in ambito portuale, ha spiegato Di Blasio, ma dal 2024 si renderà necessario un rincaro a causa dell'aumento di canone di concessione del demanio. Si tratta ora di verificare con la politica se il Comune avrà la voglia e la forza di poter aiutare i residenti e addirittura sarà un problema di norme che dovranno essere emesse dal Parlamento, proprio perché l'APV, l'autorità portuale di Venezia, ha un certo potere ma ovviamente non ha un'autonomia totale. Welfare al centro del pacchetto di misure proposte dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico come emendamenti alla legge di bilancio. Le misure sono state illustrate a Padova. Un salvagente da 200 milioni di euro a sostegno dei cittadini veneti. Il gruppo regionale del Partito Democratico lancia la manovra di salvataggio proponendo una serie di emendamenti alla legge di bilancio regionale. Gli assi portanti su cui fondano le richieste dei consiglieri regionali Dem sono sociale e sociosanitario e welfare per i giovani. Il capitolo più consistente riguarda il sostegno alle famiglie contro il caro bollette con la creazione di un fondo di 50 milioni. Rischiamo di avere almeno un 10% dei cittadini del Veneto che passeranno l'inverno al freddo perché non hanno i soldi per riscaldare casa. È una questione di qualità della vita ma anche una questione sociale, sanitaria e pertanto se in questo bilancio abbiamo trovato 85 milioni per una pista da bob per le Olimpiadi di Cortina, abbiamo trovato 55 milioni per coprire il buco della Superstrada Pedemontana Veneta,
tanto a maggior ragione dobbiamo trovare invece i soldi per aiutare i veneti in difficoltà. Sul fronte della sanità, la proposta per fronteggiare la carenza di medici di famiglia, di 10 milioni per l'integrazione dell'indennità annua di collaboratore di studio. Per evitare che succeda serve aiutare i medici di base dando loro personale amministrativo che si occupi della parte burocratica, che faccia fare ai medici i medici, in modo tale che la parte burocratica sia fatta invece da personale di segreteria. Per far questo chiediamo alla Giunta di mettere 10 milioni di euro indirizzati solo qui, nel fatto di assumere personale amministrativo che svolga la parte burocratica. Un pacchetto importante di misure riguarda il welfare, come gli aiuti alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia e dei centri estivi, misure per la non autosufficienza e diritto allo studio, con un fondo per coprire tutte le borse di studio universitarie. Da sempre lo stanziamento che la Regione fa per le risorse indicate sulle borse di studio non è in grado di coprire le richieste. Facciamo un emendamento in cui chiediamo alla Regione del Veneto sostanzialmente di mettersi al pari di tutte le altre regioni con poli universitari prestigiosi, e chiediamo di mettere appunto le risorse che servono per essere in grado di erogare agli studenti idonei e beneficiari ciò che è un loro diritto. E infine il trasporto pubblico locale. Chiediamo 15 milioni per far sì che gli studenti under 14 abbiano la gratuiticità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, e studenti e lavoratori under 19 abbiano anche loro, in base all'ISEE che non superi i 30.000 euro l'anno, il trasporto pubblico a titolo gratuito. Ed ora la cronaca, controlli dei NAS in ospedali e case di riposo, 13 strutture passate al setaccio da parte dei carabinieri in provincia di Venezia, ma anche a Treviso e Belluno. Una mancata autorizzazione all'esercizio, un'irregolarità strutturale, tecnologico e organizzativo. Ma non solo. È l'esito dei controlli svolti dai carabinieri del NAS che nelle scorse settimane hanno passato al setaccio 13 strutture tra case di riposo, RSA e ospedali in provincia di Venezia, oltre che Treviso e Belluno. Un monitoraggio che però si è svolto a livello nazionale, con accessi in 1934 strutture sanitarie, controllo di 637 imprese e cooperative private e verifica delle idoneità di oltre 11.600 figure, tra medici, infermieri e altre professioni sanitarie, riscontrando irregolarità in 165 posizioni lavorative. I NAS hanno segnalato complessivamente 205 persone tra responsabili di cooperative, titolari di strutture sanitarie e operatori sanitari, di cui 83 all'autorità giudiziaria e 122 a quella amministrativa. In particolare sono stati denunciati 8 titolari di cooperative per l'ipotesi di reato di frode e inadempimento nelle pubbliche forniture. È stata anche accertata la presenza di medici con età anagrafica superiore a quella stabilita contrattualmente, anche sopra i 70 anni, e l'impiego esternalizzato di risorse umane non adatto a esigenze di specifici reparti, come la presenza nei reparti di ostetricia di personale sanitario non formato a gestire parti cesarei, o ancora personale medico da impiegare presso il pronto soccorso non specializzato in medicina d'urgenza. Molti anche i casi di esercizio abusivo della professione, 43 gli operatori segnalati. E torniamo a parlare della situazione critica dei medici di famiglia. Tra le varie problematiche, ha dichiarato il segretario della FIMC, c'è anche il caro bollette. In attesa dell'incontro il 12 dicembre tra Regione Veneto e sindacati sulla situazione critica che stanno vivendo i medici di famiglia, in primis per una questione legata alla mancanza di personale, il segretario nazionale evidenzia anche altri problemi che non vanno sottovalutati. Non abbiamo visto una risposta nell'aiuti quater per il costo energetico. In questo paese si aiuta il costo energetico di imprese che fanno margini perché producono PIL, e si dimentica il medico di famiglia, che è un libero professionista che non può aumentare i suoi margini perché è collegato a un contratto fisso di convenzione con l'azienda sanitaria, svolge un servizio pubblico però a suo costo. La bolletta del mio ambulatorio la pago io ed è triplicata, e noi non siamo stati previsti nel decreto aiuti, tant'è che il 15 di questo mese faremo una manifestazione simbolica in cui 50 colleghi nei capoluoghi di regione accenderanno e visiteranno a lume di candela i loro pazienti.
In questa situazione drammatica i medici della Regione Puglia hanno dichiarato lo stato di agitazione e potrebbero non essere gli unici. Allora qualcuno della politica lo dica che vuole eliminare il Servizio Sanitario Nazionale, perché è chiaro che partendo dall'eliminazione del medico di famiglia il processo è molto semplice. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio. L'Isola del Vetro perde un pezzo della sua storia. È morto all'età di 70 anni il maestro Reno Bardella, detto Moreno. È stato il primo maestro a lavorare in piedi e non seduto al banco. L'isola di Murano piange la scomparsa di uno dei suoi maestri vetrai più noti e conosciuti al mondo. È morto all'età di 70 anni il maestro Reno Bardella, da tutti chiamato Moreno. Velocità, genialità erano il suo pezzo forte, capace di dare forma con piccoli pezzi di vetro a qualsiasi figura di animale. Il primo e unico maestro a voler lavorare sempre in piedi nonostante le difficoltà e non seduto al banco. Un grande artista e showman, oltre ad essere maestro vetraio. Il ricordo commosso di amici e colleghi sintetizzato nelle belle parole del maestro Giancarlo Signoretto, amico e collega di Moreno. Caro Moreno, come vedi questo era il tuo banco. Ogni volta che venivi da me ti sistemavi tutto, questa era la tua arte. Noi vogliamo solo ringraziarti per quello che ci hai regalato attraverso la tua fantasia e quella bella persona che eri. Bardella ha portato l'arte del vetro di Murano in giro per il mondo ed è stato il primo e tra i pochissimi ad essere chiamato negli anni '80 ad Orlando in America a lavorare per la Disney. Mai nessuno c'era riuscito prima di lui. L'isola tutta promuoverà un'iniziativa pubblica allo studio con la famiglia per onorarne ogni anno la memoria. Ti saluto da parte di tutta l'isola e tutti i maestri. Ciao amico mio. Ciao grande maestro, buon viaggio. A giorni uscirà una commedia romantica ambientata a Chioggia e Venezia. La protagonista cerca l'amore girando tra un ponte e l'altro. Lo troverà? Per Natale Netflix propone una serie tutta italiana, o meglio, Chioggiotta. Io vado fiera della mia indipendenza. Zitella, si dice zitella. Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice. Io congegliare gli ovuli. Ce l'ho! Ho un fidanzato, lo porto a casa per Natale. Odio il Natale è il titolo della commedia romantica in 6 episodi che vede protagonista Pilar Fogliati alla ricerca dell'amore nei giorni che precedono la cena natalizia con la famiglia. Si ruota attorno a una promessa fatta dalla protagonista, Gianna. Alla cena arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo, su e giù per i ponti di Chioggia, le calli di Venezia, incontri ravvicinati con le cozze. Io anche se volessi è impossibile trovare un fidanzato in 24 giorni, no? Intanto io ti scrivo su Tinder. No, Gianna sta cercando un fidanzato. Un'ardua ricerca tra appuntamenti al buio, errori, pianti con le amiche per capire che alla fine non è il Natale a giudicarla, ma se stessa e che l'amore è ovunque. Magari devi solo guardarti intorno. Se io avessi ascoltato gli altri, avrei fatto meno della metà delle cose che ho fatto nella mia vita. Wow. PD. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Aumenta temporaneamente la pressione sul nostro territorio, dunque torna il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 dicembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, cielo da sereno a poco nuvoloso, ma con varie riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in parziale sollevamento soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 7 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Al mattino avremo una nuvolosità più consistente, specie su pianura e costa, con locali foschie. A seguire sarà via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo poche novità, tempo molto soleggiato con qualche nube residua, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.